Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 22esima giornata di Serie B-Win e un altro riconoscimento per Simone Farina, che ha ricevuto dal Centro Sportivo Italiano il Discobolo d'Oro. Il giocatore del Gubbio aveva denunciato il tentativo di combinare una partita. Il Gubbio di Simone vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione, serve una vittoria contro il Grosseto per uscire dalla zona rischio. Senza Bartolucci e Caracciolo, il tecnico sceglie la coppia Bazzoffi e Graffedi in attacco. Il Grosseto risponde con Sforzini e Checo in avanti. Prima dell'incontro anche al Barbetti si osserva un minuto di silenzio per le vittime del naufragio davanti all'isola del Giglio. Arbitra l'incontro il signor Massa della sezione di Imperia. Inquadrato Fabio Viviani, arrivato sulla panchina del Grosseto il 5 dicembre dopo le dimissioni di mister Gianni. Attenzione al Gubbio, dopo 2 minuti di gioco, subito gli umbri in vantaggio con Bazzoffia, l'assist di Mattia Graffedi, secondo gol in questo campionato per Bazzoffia. Un brutto inizio per il Grosseto, difesa impreparata, colpita a freddo la squadra di Viviani, che cerca il gol del pareggio subito con Checo, che viene anticipato da Benedetti. Attenzione al 6° minuto, la punizione di Graffiedi e Narciso è battuto per la seconda volta nel giro di 6 minuti. Doccia fredda per il Grosseto, e questa è la festa dei giocatori del Gubbio sotto la propria curva. Che inizio per la squadra di Gigi Simoni. Poi il Grosseto che cerca ancora il gol con Checo. Attento il portiere di padrone di casa Donnarumma. Toscani che sembrano essersi ripresi. Il colpo di testa di Sforzini di poco alto sopra la traversa, inquadrato l'attaccante del Grosseto. Attenzione ancora al Gubbio. L'azione manovrata, il pallone che giunge a Ciofani, il pallonetto su Narciso. Il tris del Gubbio al 35° minuto con il suo attaccante Ciofani che festeggia insieme ai compagni di squadra. Rivediamo il bel sinistro di Ciofani che supera Narciso in uscita. 3-0 per il Gubbio, incredibile. Dopo il primo tempo la squadra di Simoni, che non era mai riuscita a vincere con 2 gol di scarto. Nella ripresa Olivi, colpo di testa, pallone fuori. Olivi che era entrato nel primo tempo. Cambio anche nel Gubbio, applausi per Simone Farina, entra in campo nel finale, un po' a proteggere anche il risultato. Siamo negli ultimi scampoli di partita. Attenzione Ciofani, il pallone finisce a Bosfer. Il 4-0 del Gubbio con il suo centrocampista. Bosfer fa il 4-0. Doccia fredda per il Grosseto, che per tutto il secondo tempo non era riuscito a pungere in area di rigore, ed è arrivata la beffa nel finale. Gubbio 4, Grosseto 0. Gubbio che si riavvicina alla zona salvezza. 3 punti fondamentali per la squadra di Simoni. Nel Grosseto c'è molto da rivedere dopo questo brutto KO.